Allora, eccoci qua, abbiamo letto anche i vostri messaggi, adesso rispondendo a una telespettatrice che ci scrive, sempre dalla zona del Veneziano, trattorie, che dire delle trattorie e i ristoranti? Beh, che poi tra l'altro qua ritorniamo alle proposte anche che vengono fatte, noi quest'anno vediamo ristoranti, trattorie, osterie, locande e quant'altro. Che differenza c'è? Allora, questo è un retaggio antico, trattoria e ristorante. La trattoria dovrebbe o doveva essere una gestione familiare e il ristorante è invece una gestione più manageriale. Le osterie erano dei posti dove si vendeva vino e non si mangiava. Ricordo che i primi del Novecento, ma anche negli anni 40 e 50, nelle osterie, io sono un ristoratore ormai di quarta generazione perché mio nonno faceva il ristoratore, mio papà ha fatto il ristoratore, io in parte sto facendo anche il ristoratore, forse meno bene rispetto a mio nonno e mio padre. I miei figli faranno i ristoratori, quindi di questo sono anche contento. Ma ricordo, per esempio, che nella osteria del papà si vendeva solo vino e c'erano delle persone che entravano in osteria e vendevano il pevarin, che sarebbe stati i biscotti secchi molto piccanti, oppure entravano degli altri che vendevano l'uva candita o le pere cotte o le mele cotte e queste cose, no? Dopodiché c'è stata un'evoluzione e le osterie hanno cominciato a fare i famosi cicchetti a Venezia, spuncetti in Campania, no? Dove il mezzo uovo, il folpo, eccetera. Ricordo sempre, io ero bambino, che all'epoca non c'erano ancora i frigoriferi e in banco nei cicchetti, nei spuncetti, mio padre vendeva aragoste e granseole. Perché? Perché costavano molto poco, perché non essendoci i frigoriferi dovevano essere consumati in giornata, se no andavano buttate via. Adesso per un'aragosta e una granseola, non dico ci voglia un mutuo, ma insomma è un costo importante, non si possono più dire, ricordo ero bambino, Rino dammi 4 ombre e un tocco di aragosta, sì. Adesso non è più così. Comunque questi sono ricordi. Diciamo che invece sotto l'aspetto funzionale i ristoranti, le trattorie, le osterie, le locande si sono un po' livellate, tutte quante hanno cercato di migliorare il servizio, di ampliare l'offerta, di migliorarlo. Un favore economico, favore fiscale a queste osterie e trattorie rispetto a... No, una volta appunto i ristoranti e le trattorie avevano una classifica di prima categoria e seconda categoria ed è una vecchia classifica non più in uso, dove bisognava avere un certo numero di bagni, bisognava avere il guardaroba, bisognava avere la stalla per il cavallo, che non è più attuale, no? Adesso abbiamo i regolamenti igienici sanitari in cui ci dicono va bene, tu devi avere appunto, come dicevo prima, il bagno per i cuochi, devi avere il anche bagno la trattoria, quindi sia la trattoria che il ristorante. Ovvio. La manipolazione di alimenti e bevande deve avere un servizio igienico diverso da quello del cameriere che porta a tavola. Perfetto, no, questo è importante. Quindi. Adesso diciamo abbiamo gli spogliatoi dedicati, abbiamo gli stipetti dedicati con gli abiti da lavoro messi in un posto ben protetto rispetto agli abiti civili e tutta una serie di accorgimenti vengono quindi regolamentati dal regolamento, scusi, bisticcio di parole, igienico-sanitario. A questo vanno poi aggiunte tutte la professionalità, ad esempio i pubblici esercizi, ricordavo prima, devono sostenere un esame per essere iscritti al registro esercenti di commercio, il famoso REC. Voglio ricordare che per fare questi esami bisogna sostenere un corso, oppure per non fare il corso e poter essere ammessi agli esami, bisogna essere diplomati o laureati. Mentre per fare gli onorevoli o i consiglieri basta la terza media. Cioè noi siamo arrivati al paradosso che
per vendere un bicchiere di vino bisogna essere laureati o diplomati per poi accedere all'esame che ti abilita alla vendita del bicchiere di vino. Ma per governare una città, una regione, uno Stato basta la terza media. Chiarissimo. Ecco, magari se la gente pensa anche a questo, forse può capire perché non siamo molto contenti di queste leggi che continuano perché per l'amor di Dio la professionalità dei nostri agricoltori, dicevo prima, è molto alta perché ci stanno dando dei prodotti agroalimentari d'eccellenza e se non avessimo questi prodotti agroalimentari d'eccellenza probabilmente non saremmo neanche in grado di somministrare l'enogastronomia come la stiamo somministrando, perché anche questo è vero. Però fare il tuttologo mi sembra non vada bene, perché uno che è bravo a coltivare le patate poi non mi può dire che è anche bravo a trasformarle, a cucinarle, a venderle, a vendere la piscina, perché siccome coltiva patate ora bisogna che faccia anche un beauty farm, vabbè, non lo so, bravissimi, e poi è bravo a vendere i letti e poi cioè mi sembra che sta cosa non stia. Allora, è legittimo che l'agricoltore tenda ad avere tutto, non è legittimo e non è corretto che gli amministratori non tengano conto di queste cose. Ci si aspetta che un amministratore si comporti come un padre di famiglia con correttezza verso tutte le categorie. Chiarissimo, quindi risponderete nei toni dovuti per far valere le ragioni della categoria. Siccome il tempo vola, noi dobbiamo anche dedicare qualche parola, visto il periodo, a questo appetitoso libricino dove abitano le ricette e percorsi tra i sapori della provincia di Venezia, Confcommercio, Imprese per l'Italia, Unione Venezia, quindi che è diciamo così, un ricettario della tradizione veneziana, dove però troviamo anche le indicazioni dei luoghi, dei ristoranti, delle trattorie, delle osterie dove vengono preparati. Diamo illustrazione. Sì, grazie. Questo è un piccolo contributo che Confcommercio ha voluto dare alla cultura enogastronomica, alla tradizione e alla storia. È un piccolo contributo, ce ne saranno altri. Di ristoranti e trattorie, quindi. Di ristoranti, trattorie, è vero. Ecco, dove abitano le ricette? Non c'è un punto di domanda, perché è un'affermazione. Le ricette abitano nella cucina dei nostri ristoranti, delle nostre trattorie, delle nostre osterie, abitano dove c'è la professionalità, dove non c'è la promiscuità tra la cucina e il tavolo dove si può mangiare, cosa che per esempio potrebbe accadere anche in un agriturismo, dove c'è amore, passione e anche tanto controllo. Al di là della CACI-CP, che è quel sistema che serve per controllare i rischi, no, di contaminazione, eccetera, in realtà l'hanno inventato i nostri padri, i nostri nonni, quando andavano a vedere la qualità della materia prima, come giustamente citava prima anche il Presidente Dazzo, perché la qualità della materia prima che ci è data appunto dagli agricoltori, dai pescatori, è fondamentale. Quindi ecco perché qui vorrei chiudere, ecco perché questa secondo noi è anche una legge che potrebbe far più male che bene, non solo alla ristorazione e all'enogastronomia, ma anche e soprattutto agli agriturismi seri e all'agricoltura, perché per esempio consente che la materia prima, se non è disponibile, possa essere acquistata normalmente come... questo ti trae in inganno, perché tu sei convinto che sia un prodotto quando si dice agriturismo mi auguro che comunque sul menù, come obbligatoriamente deve essere esposto e direi scolpito sui menù dei nostri ristoranti, emerga. Deve emergere. Beh, oddio, dubito. Dovrebbe emergere. Ecco, si fanno i controlli, quando si consentono queste piccole deroghe, ripeto, ne soffre anche l'eccellenza dei prodotti agricoli. Perfetto, grazie mille. Quindi siamo in chiusura? Siamo chiusissimi. Allora mi consenta sto termine mi permetta, sì. mi permetta a nome dei pubblici esercizi della Regione Veneto, del Veneto,
delle trattorie, dei ristoranti, dei ristoratori, degli esercenti, dei baristi, delle caffetterie, di tutti quelli che tutti i giorni si alzano al mattino e vanno veramente a letto alle 2 o 3 di notte, consenta di augurare a tutti i nostri clienti e amici un augurio di buon Natale e felice anno nuovo, sperando che il 2014 porti un po' di serenità che è mancata e che sta mancando nel 2013. Lo stesso augurio lo auguro chiaramente anche agli agriturismo, quelli seri. Quelli seri. Un po' meno, ma lasciamo perdere, siamo buoni, è Natale. Siamo buoni, è Natale. Benissimo. Grazie ancora ai nostri ospiti, auguri anche a loro, auguri a tutti quanti voi, noi comunque ci rivediamo domani. Grazie e buon proseguimento.